te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima Adunata Nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della Dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Assessore Romano, finalmente si dialoga fra provincia e comune, però i buoi sono scappati, secondo me alla fine non succede niente, invece voi volete dire che qua si farà o si fa Gorizia o si muore? Ma non è tanto si fa Gorizia o si muore, o si crede in una cosa o non si crede. Noi crediamo nel GECT, crediamo nella Casa del Parto, che non è un'idea partita da noi, ma un'idea partita dalla Regione stessa e dall'azienda sanitaria, quindi noi continuiamo su questa linea. È chiaro, ci crediamo nella Casa del Parto e in questo caso ci crediamo anche con un'integrazione con San Peter Vertoiba. Senta, io ho notato una cosa, i politici regionali mancano sempre quando devono mostrare la faccia. I vostri. Questo purtroppo è vero, mi sento un po' anomala rispetto a questo contesto, però devo dire una cosa, io non sono stata contattata nemmeno dall'assessore Telesca o dalla Presidente Serracchiani come Presidente della Conferenza dei Sindaci della provincia di Gorizia. Visto e considerato che si voleva fare una convenzione con San Peter, io credo che la Regione avrebbe dovuto almeno consultare il territorio, perché il nostro territorio che deve interagire con San Peter, sono le nostre donne che dovrebbero andare a partorire a San Peter, quindi una comunicazione e anche un'interazione fra politici regionali e politici locali. In teoria il politico dovrebbe prima di tutto salvaguardare gli interessi del suo territorio e poi guardare la tessera di partito. Sta di fatto che voi farete comunque azioni di protesta civili senza, diciamo così, enfasi come qualcuno magari la vuol far passare. Ma anche questo mi fa ridere. Tante volte dico, se io che ho 65 anni metto un vestito di 20 anni fa è un vestito vecchio, se lo metto una top model invece è un vestito vintage. Così mi sembra con il centro-sinistra. Se noi protestiamo siamo una cosa oscena, mentre se protesta il centro-sinistra, se protesta la CGIL, che credo più delle volte protesti pesantemente, è un atto dovuto. Questa volta noi abbiamo protestato, ma sempre nei dovuti limiti e con la dovuta educazione che contraddistingue il centrodestra. Reti, fuori dai denti, chi è Hamas e chi è Israele in questo caso? Beh, in questo caso noi siamo la parte lesa e siamo proprio qui. Ma lei non mi ha risposto, chi è Hamas e chi è Israele? Beh, in questo caso noi siamo. No, non faccio il politichese, in questo caso mi sento più Hamas che Israele, proprio perché siamo qui in conferenza congiunta proprio per chiedere due cose fondamentali: rispetto e risposte. Il 21 chiuderà ufficialmente il punto nascita, anche se fisicamente già lo è, ma noi chiediamo, sì, si potrà nascere di là, ma dove lo registriamo nostro figlio? Punto numero 1. Punto numero 2, basta con le critiche, adesso proponiamo valide risposte, ma già chiediamo queste affermazioni che facciamo, già le avevamo proposte tempo fa e chiediamo di attivare subito la Casa del Parto a Gorizia, perché sarebbe la prima Casa del Parto in regione e sarebbe un ottimo connubio che potrebbe integrare i servizi per il territorio e andrebbe a genio in questa nuova riforma sanitaria. Per questo preme in questo momento stoppare per un momento le critiche e portare avanti delle validissime proposte. La nostra proposta, lo ribadisco, è la Casa del Parto. E poi chiediamo ulteriormente che il 21 di questo mese si sappia, se si va in Slovenia, dove si possa essere registrati. Sente Garghetta, finalmente la politica a Gorizia parla. Beh, la politica a Gorizia parla da tempo, il problema è che
Poi, speriamo che porti a casa qualcosa. Senta, azioni di protesta civili, nel senso che finalmente battete i pugni come Dio comanda. Io penso che noi abbiamo sempre fatto azioni di proposta e vorrei che fossimo premiati per questo. La cosa interessante è che non ci sono consiglieri regionali alla vostra conferenza stampa. Consiglieri regionali chi? Appunto, volevo chiedere, ce ne avete ancora a Gorizia consiglieri regionali oppure è solo utopia? Consiglieri regionali c'entrano poco in questa vicenda, secondo me. E i politici, quelli che stanno a Roma? Beh, qui c'entrano ancora meno. Certo. Alla fine la patata dovete sempre, diciamo così, sbrigarvela voi. Beh, siamo noi che siamo stati eletti dal territorio, non gli altri. Romoli, quest'oggi finalmente possiamo dire che la politica sta dialogando, quella locale. Ma la politica locale ha sempre dialogato. Con il Presidente della provincia abbiamo già fatto una manifestazione insieme, ricordo, a difesa della Pozzuolo del Friuli, così come continueremo a fare tutte le azioni che servono veramente al territorio e tutte le azioni che servono a far sì che la nostra comunità viva sempre in condizioni economiche e politiche migliori. Senta, sta di fatto che però la politica, quella più in alto, fa orecchie da mercante. Ma per il momento ci hanno castigati in maniera eccezionale, senza nessun riguardo, ed in più hanno fatto anche le vittime dicendo che la nostra manifestazione che hanno trovato a Gorizia era addirittura, secondo alcuni, una manifestazione squadristica, eccetera. Non è vero, era il dissenso di una città che si sente profondamente umiliata e che intende reagire con tutti i mezzi leciti però. Senta, finalmente Gorizia si sveglia? Direi che Gorizia in questo caso si è svegliata e ha dimostrato che è in grado anche di reagire a chi vuole imporgli delle soluzioni che non condivide. Sono programmati per questo fine luglio e i primi di agosto alcuni lavori nella città di Udine che porteranno anche alla chiusura di alcune strade, vedi via Selvuzzi, vi anche il sovrapassaggio della stazione ferroviaria in Viale Palmanova. Insomma, Assessore Pizza, erano programmati questi lavori? Sì, anche Viale Tredicesimo, sono certamente lavori che erano programmati e non a caso sono stati calendarizzati d'estate, nel momento cioè in cui le scuole sono chiuse, il traffico scolastico non c'è, molte persone per fortuna sono in vacanza e quindi riusciamo a far invece lavorare queste ditte nel periodo estivo, anche ad agosto, in maniera da ridurre il disagio ai cittadini. I lavori non sono solo di asfaltatura, sono anche di riatto, di potatura, di fogne. Sì, diciamo che c'è la conduttura del gas in Viale Tredicesimo, vengono rifatti i dossi in via Selvuzis, molto attesi dalla cittadinanza, poi viene fatta l'asfaltatura in Viale delle Ferriere e delle potature importanti in Viale Palmanova, nel primo tratto dove ci sono le rampe del sovrappasso ferroviario. Ecco, dietro tutti questi lavori cosa ci sta? Una programmazione del comune? Certamente la programmazione e il fatto che i tecnici comunali e i progettisti avevano pronti anche questi progetti, alcuni erano semplicemente fermi per il patto di stabilità. Si è notato nei mesi scorsi in città che si è dato finalmente il via a lavori che erano previsti dal 2012, certamente il patto tiene ancora ferme parecchie opere. Intanto diciamo che questa prima tranche fatta d'estate con un lavoro molto attento, la regia della Polizia Locale, dell'Ufficio Concessioni Stradali e Autorizzazioni che deve coordinare un po' questi interventi in maniera da ridurre l'impatto sul traffico, diciamo che questa prima tranche ci permetterà a settembre di avere una città un pochino migliore. Le ciclabili, c'è qualche cosa all'orizzonte? Sì, in realtà abbiamo un piccolo tratto di ciclabile, di un lotto di marciapiedi, pensate un po' previsto dal 2011, che si sta sbloccando in Viale Watt, 250 metri, se volete un piccolo tratto però è strategico perché va a collegare la zona di Godia attraverso il sottopasso di Via Romagna che è stato recentemente riqualificato con un asfalto antiscivolo e poi poter arrivare quindi attraverso la rete ciclabile esistente fino a Piazza Lo Sopo, un totale di un percorso di 3 chilometri con questi piccoli 250 metri di raccordo. Insomma, non si sta mai fermi, Assessore? Per fortuna no. Quando è stata presentata ufficialmente l'Udinese edizione 14-15 in Piazza Libertà, il patron Pozzo ha invitato il sindaco Onsel a far sì che
l'intero stadio Friuli e tutte le zone circostanti diventassero quasi immediatamente una sorta di movida, quindi ecco possibilità di essere lì di sera assieme al calcio, assieme ai ristoranti eccetera. Sta cosa qui non va bene, non gli piace al centrodestra in Consiglio Comunale. Paolo Pizzocaro è qui con noi per cercare di capire il perché non andrebbe bene allo stadio Friuli una sorta di incontri di ogni serata anche durante l'inverno assieme al calcio udinese. Pozzo è sicuramente un imprenditore che fa il suo mestiere, tanto di cappello, e quindi lui cerca necessariamente di fare business e di portare acqua sul mulino, giustamente. È un grande imprenditore, è una persona che conosciamo tutti. Noi non abbiamo nulla contro Pozzo, contro lo stadio, eccetera. Difatti abbiamo votato anche a favore quando c'è stato, con gli aggiustamenti fatti, il contratto di concessione, però diciamo che adesso pensare di trasformare un'area con delle delibere già fatte, appena fatte, in cui si definisce l'area esclusivamente sportiva, trasformarla in area di movida, così definita, mi sembra abbastanza azzardato. Anche perché bisogna rendersi conto di un fatto: stiamo combattendo tutti per cercare di rivitalizzare il centro cittadino, stiamo cercando tutti di fare in modo che ci sia una regolamentazione per permettere agli studenti, per permettere alle persone, ai cittadini di utilizzare l'area, diciamo, cittadina e risvegliare un po' la città, altrimenti diventa la città dei morti viventi, insomma. Quindi Portando la gente verso lo stadio la città si svuota ulteriormente. Ulteriormente si svuota. Io ho sentito anche dei commercianti in giro e effettivamente, diciamo, c'è una grossa preoccupazione in questo senso. Mi auguro che ci sia un buon senso da parte del sindaco di non accettare questa cosa, perché altrimenti andremo veramente in condizioni, diciamo, di stallo completo, e certamente gli ultimi, diciamo così, commercianti e investitori del centro di Udine sicuramente si vedranno costretti a cambiare attività e a chiudere. Ci troviamo di fronte all'allevamento delle farfalle che vi ha permesso di studiare la contaminazione o meno tra mais OGM e poi esseri viventi. Ci sono stati dei danni fino ad ora? Il polline di queste colture ha impattato negativamente sugli animali? Ecco, è una cosa che noi stiamo verificando in questo momento. Qui alle mie spalle c'è un allevamento di farfalle e una di quelle specie di farfalle ritenute a rischio dagli ambientalisti, quindi fa parte dei cosiddetti lepidotteri non target, cioè quelle farfalle che potrebbero subire danni dal polline del mais transgenico BT. Ecco, noi grazie a questi allevamenti siamo stati in grado di avere i bruchi appena nati nel momento in cui il mais transgenico BT è nel massimo della sua fioritura, nel momento in cui libera polline in grandi quantità. Quindi noi abbiamo allestito, diciamo, a ridosso della piantagione di mais transgenico, abbiamo allestito una piantagione di ortiche e vi abbiamo posto sopra i bruchi appena nati e adesso li stiamo osservando come questi bruchi si comportano. Praticamente un punto del decreto interministeriale del 12 luglio 2013 aveva come oggetto appunto l'impatto del mais transgenico sui lepidotteri non target. Noi abbiamo la condizione adesso che ci permette di mostrare a chiunque qual è effettivamente l'impatto di questo polline. Per quanto riguarda poi la valutazione fatta dalla Commissione Europea, in particolare dall'EFSA, ecco, nessun effetto negativo su questi lepidotteri è stato dimostrato in campo, mentre ci sono studi di laboratorio che evidenziano qualche effetto. Comunque noi lavoriamo in campo ed è forse il primo esperimento di grossa portata a livello europeo, che noi vorremmo mettere a disposizione di tutti. Io sto invitando insistentemente gli amici del coordinamento per la tutela della biodiversità Friuli Venezia Giulia, ma nessuno mi risponde, nessuno vuole venire a vedere. Per quanto riguarda la legittimità di questa coltivazione, noi ci siamo attenuti a quello che dice la normativa europea. È stato seminato, abbiamo dichiarato dove è stato seminato e stiamo facendo un monitoraggio post semina con grandissima accuratezza. Ciclabile di via Anton Lazzaro Moro è la ciclabile della discordia perché si sono verificati numerosi incidenti, scontri tra biciclette nello specifico. Sì, ci troviamo nella famigerata ed inutile ciclabile di via Anton Lazzaro Moro. Una pista non solo pericolosa ma anche completamente priva di senso. 15 giorni fa eravamo in via Cotonificio,
a illustrare le pecche di quella pista ciclabile che si restringe e sparisse in certi momenti, e adesso ci troviamo in quello che sarebbe il proseguimento di via Cotonifizzo ed è uno dei naturali ingressi in città, però prima pecca tra via Cotonifizzo e via Anton Lazzaro Moro non c'è pista ciclabile. E il ciclista, specie quello più sprovveduto e meno esperto, si trova ad affrontare via Martignacco, che non solo è piena di traffico, ha anche ai suoi lati il Ledra con un guardrail oltretutto molto basso. Ecco, ci troviamo qui in una pista con un cordolo in pieno centro storico, e questo cordolo crea difficoltà non solo ai ciclisti ma anche agli automobilisti, perché è pericoloso per tutti e due. Allora, adesso noi abbiamo che in quasi tutte le città europee le piste ciclabili nei centri storici non esistono più, perché il centro storico è considerato zona, specie i centri piccoli come quello di Udine, zona a 30 all'ora, in cui ci dovrebbe andare solo il traffico di distribuzione e non il traffico di attraversamento, e perciò il traffico diventa promiscuo, auto e ciclisti è allo stesso livello, come era una volta quando il traffico era più lento e meno intenso. Oltretutto la pista ciclabile qui al di là del cordolo ha un'altra fonte di pericolo e che adesso è accentuata dai numerosi cantieri che ci sono lungo la strada, che il ciclista prima è a destra, poi va a sinistra, poi torna a destra, poi torna a sinistra, poi arriva in via Mantica e lì spariscono le strisce per terra, perciò anche se il traffico è promiscuo il ciclista idealmente dovrebbe andare alla destra perché quello è il senso di marcia, però tanti ormai sono abituati e stanno alla sinistra, perciò anche l'automobilista si trova sprovveduto che dice dove ho il ciclista, a destra o a sinistra? Veramente, qui si tratta di fare solo un po' di ordine e l'ordine per me si può fare solo eliminando completamente la pista ciclabile e tornando al traffico promiscuo come era prima, logicamente facendo rispettare il limite di 30 all'ora. Stagione teatrale 2014, quali novità? Ho innanzitutto seguito dei principi fondamentali. Ho voluto tutelare la qualità delle proposte, ho voluto tessere dei rapporti con le strutture regionali e quindi collaborazioni importanti sia nella prosa che nella musica per dei progetti anche esclusivi per Gorizia, e ho voluto declinare sia nella musica che nella prosa e anche negli eventi ho voluto declinare sia nella prosa che negli eventi e anche nella musica la drammaturgia contemporanea, il contemporaneo, il classico. La gente torna volentieri a teatro? E la gente torna quando c'è una bella proposta, quando c'è una qualità, quando c'è uno spettacolo originale, e negli anni mi è parso che la gente apprezzasse il nostro lavoro. Quello che conta è che, come si dice, è cosmopolita la richiesta da parte delle persone che poi partecipano veramente alle serate. Diciamo che le proposte teatrali e musicali sono di vario tipo, sono tante, possono essere delle serate comiche, allegre, divertenti, dove magari c'è un pubblico di giovani che diciamo gode di questa serata, ma non solo, si divertono anche le persone in età. Quindi io non direi che ci sono solo spettacoli per i giovani o solo spettacoli per il pubblico tradizionale. Ci sono alcuni spettacoli che sono più graditi da un pubblico giovane, e questo è anche dovuto al testo, quindi una ricerca drammaturgica. Per esempio qui a Gorizia quest'anno ritornerà Paolini con la nuova proposta, arriverà un nuovissimo testo di Massimo Carlotto, ci sarà un testo di Cristina Comencini che parla, diciamo, della realtà femminile, quindi sono sicuramente spettacoli che potranno interessare i giovani, ma interesseranno credo anche il pubblico tradizionale. Nello stesso tempo sorprenderanno i giovani e piacerà a un pubblico di tradizione la versione di Silvio Orlando del Mercante di Venezia oppure del Don Giovanni di Preziosi, che sono due grandi attori ma trattano un classico. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono
Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per domani, sabato 19 luglio. Bel tempo con cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna per qualche nube pomeridiana sulle prealpi. Caldo afoso in pianura nel pomeriggio, venti a regime di brezza, anche sostenuta nel pomeriggio. Te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.